Blocchiamo i bed and breakfast a Venezia. Erano 500 persone ieri nella platea del Teatro Toniolo di Mestre, presenti per ascoltare la proposta di legge di un gruppo di associazioni contrarie alla diffusione delle locazioni brevi turistiche. Un problema, un dramma per la città di Venezia, non solo e non più per il centro storico, una tendenza che negli anni ha avuto l'effetto di ridurre la disponibilità di abitazioni per i residenti e naturalmente ha portato a un diffuso aumento dei canoni. Ecco quindi che ieri 500 cittadini si sono riuniti appunto al Teatro Toniolo di Mestre e alla conclusione di una iniziativa, un dibattito tra amministratori di città d'arte che è stato preceduto dalla proiezione del film Welcome Venice di Andrea Segre, il regista padovano. Ebbene, alla conclusione dell'iniziativa è stata presentata una proposta di legge che è frutto di un lavoro che ha unito competenze di tecnici giuristi, architetti, urbanisti, società civile e consiglieri comunali, un progetto di legge che dovrebbe permettere ai comuni di porre un limite appunto alla licenza, o meglio, dovrebbe introdurre una sorta di licenza per le locazioni brevi, che oggi tra l'altro non si sa neanche quante siano, non ci sono dati accessibili, dicono i promotori di questo progetto di legge, per conoscere il numero di locazioni brevi turistiche. Quindi bisogna limitarle, bisogna quantomeno introdurre uno strumento normativo per regolare appunto la diffusione dei bed and breakfast a Venezia e non solo. Ci sono dei precedenti in vari altri paesi europei, la normativa proposta dalle associazioni veneziane è già realtà. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 7 marzo 2022, la prima notizia del giorno riguardava appunto il vivere a Venezia e come la vita dei veneziani è diventata sempre più difficile e sempre più costosa a causa della presenza crescente del turismo e in particolare dei bed and breakfast, le locazioni brevi turistiche che hanno avuto un vero e proprio boom con la diffusione della piattaforma Airbnb. La seconda notizia di oggi riguarda invece il trasporto pubblico locale, tema in qualche modo connesso a quello del turismo. C'è una buona notizia, forse, nel senso che rientrerà all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il collegamento ferroviario tra Piove di Sacco e Chioggia, una linea ferroviaria che appunto non è mai stata realizzata, seppure in qualche modo rientrasse tra i piani e sia stata da tempo, da anni, forse decenni discussa a livello regionale. Ebbene, alla fine sarà probabilmente lo Stato a realizzarla con i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché appunto il collegamento ferroviario è stato inserito all'interno dei progetti finanziabili con il piano dalla Commissione Trasporti del Senato della Repubblica Italiana. Naturalmente gli amministratori locali di tutti i territori tra Piove di Sacco e Chioggia, interessati quindi al progetto del treno, festeggiano per questo, che sicuramente rappresenta un passo avanti importante che costituirebbe la possibilità di avere una viabilità alternativa a quella che è una strada statale estremamente problematica, e cioè la Romea. Sappiamo benissimo una delle strade più pericolose d'Italia, nella quale avvengono tantissimi incidenti, spesso anche mortali. Sempre sul tema del trasporto pubblico locale c'è un'altra notizia flash sulle pagine del Gazzettino di oggi: tripla A al Veneto in fatto di spesa per il trasporto pubblico locale. Cosa vuol dire? Che la regione è in testa alla classifica nazionale, è il primo il Veneto per la spesa in trasporti. Il dato arriva dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana nell'ambito del progetto Pitagora. Nel 2020 il Veneto ha speso 43
1.457.898 per i contratti di servizio e ulteriori 175.861 euro per il noleggio di mezzi di trasporto, quindi una spesa veramente elevata, a fronte della quale sarebbe il caso di chiedersi se il servizio è effettivamente adeguato. Sono soldi ben spesi quelli nel trasporto pubblico locale, nel trasporto ferroviario? Sicuramente sì, ma appunto, considerato che la spesa è così elevata, una riflessione su quali siano gli obiettivi del trasporto locale, in particolare come questo si concentri sulle direttrici più in qualche modo legate al turismo, Verona-Venezia, dove anche di recente è stato attivato il biglietto unico, mentre le zone periferiche restino per lo più scollegate e lasciate ad esempio al servizio di autobus. Ebbene, questo è un tema su cui sicuramente aprire una riflessione, e anche l'ha fatto ieri, nei giorni scorsi, la Commissione Trasporti del Senato, appunto approvando questo finanziamento con i fondi del PNRR per il collegamento tra Piove di Sacco nel Padovano e Chioggia. Ma noi voltiamo pagina, parliamo della pace, in particolare delle donne per la pace. Ieri alcune bellissime iniziative a Padova e Venezia, la regata delle donne, due eventi distinti ma entrambi uniti nel segno della pace. A Venezia la 22esima edizione della regata delle donne sulle caorline, delle barche appunto sulle quali corrono le vogatrici appunto ai remi. C'era un gran vento, ma c'erano anche le bandiere della pace appunto in solidarietà alle popolazioni colpite. In particolare la regata è stata dedicata alle donne ucraine. A Padova, allo stesso modo, la libera vogata delle donne per le vie d'acqua sul canale Scaricatore e sul Bacchiglione ha avuto l'obiettivo di diffondere un messaggio di pace alla cittadinanza. Tante bandiere della pace, appunto, e l'appello diffuso dall'associazione Rarinantes Patavium 1905 assieme ai circoli delle vogatrici padovane e il Bisato e Amissi del Piovego. L'appello: anche le donne sono vittime della guerra in Ucraina e non vanno ignorate o dimenticate. Appunto, non dimentichiamo la sofferenza delle donne. La vogata in rosa per la pace, la notizia sul Mattino di oggi. E un'altra iniziativa sempre di una donna, la coreografa Natasha Pirogova, di origine russa, trapiantata in città a Padova. Si dice fiera delle sue origini ma prova una gran vergogna per le azioni di Putin, e allora lancia un'iniziativa, la danza delle donne russe per le sorelle ucraine in guerra, quindi un evento online per la pace. Donne ucraine e donne russe assieme balleranno il cerchio di danza. L'hanno fatto ieri mattina alle 9, una cinquantina di donne, coordinate appunto dalla Pirogova, che dirige il festival Imago Russia. Erano donne italiane, russe, bielorusse e ucraine. Hanno ballato sulle note della taranta pugliese e di una nota canzone popolare russa. L'hanno fatto e lo faranno ancora. E ancora invece noi torniamo a occuparci di un'altra questione che riguarda da vicino invece il nostro territorio, la nostra terra. Si tratta dell'inquinamento da PFAS. La notizia, direi inquietante, ma purtroppo non inaspettata, sulle pagine del giornale di Vicenza di oggi, riguarda le percentuali di PFAS nel sangue dei bambini che vivono nella zona rossa. Ebbene, sono state rilevate quantità superiori alla media nell'80% dei casi. Ripeto, più dell'80% dei bambini con un'età compresa fra i 10 e i 12 anni che risiedono nella zona rossa PFAS. Parliamo di una trentina di comuni tra le province di Padova, Vicenza e Verona. Ebbene, hanno nel sangue quantità di sostanze perfluoroalchiliche rilevanti. Si parla dei PFOS e dei PFOA e a dirlo è stato il direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS Otto Berica nel corso della sua testimonianza nell'udienza che si è svolta giovedì nel processo in corso nel Tribunale di Vicenza. La notizia sull'Arena di Verona di oggi. Chiudiamo con alcune notizie flash. La prima riguarda l'abbandono scolastico.
che in Veneto è pari a circa l'1,02%, quindi dei 210.000 studenti che frequentano le scuole del Veneto, circa 2.000 l'anno scorso hanno abbandonato gli studi. Sono i professionali le scuole più colpite. La provincia con il maggiore tasso di dispersione scolastica è Rovigo con l'1,76%. Un'altra flash verso l'8 marzo, domani, la festa della donna. Secondo un report della CISL del Veneto, se a fine 2021 i disoccupati nella nostra regione erano circa 396.000, ebbene il 57% erano donne. Sono quindi ancora troppe le donne senza lavoro e in particolare le donne disoccupate. Un'altra flash, la sfida della transizione energetica. Il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni rilancia l'energia solare, dice adesso conviene in tutto e per tutto, c'è la crisi di approvvigionamento e l'aumento dei costi dell'energia, quindi bisogna cambiare fonti e perciò bene i contributi e le procedure semplificate per collocare i pannelli solari sul tetto delle abitazioni. Ancora una flash, ed è l'ultima per oggi, sarà fino all'alba della cantante Arisa l'inno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi auguro una buona giornata.